Nella quiete della campagna, una giovane donna camminava con passo leggero. I capelli lunghi erano raccolti in una treccia. Il vestito di lana cadeva semplice sulle spalle esili. Gli occhi colmi di luce cercavano un rifugio lontano dal rumore del mondo. Giorgia desiderava solo silenzio, solo preghiera, solo pace. Un giorno trovò una piccola casa di pietra vicino al bosco. Intorno, campi dorati e fiori selvatici ondeggiavano nel vento. Il canto degli uccelli era il suo compagno, il fruscio delle foglie la sua musica. Iniziò la sua vita nuova, fatta di lavoro e devozione. Ogni mattina raccoglieva erbe profumate, curava piccoli animali feriti e offriva il poco che aveva ai viandanti affamati. Molti arrivavano spinti dalla voce del cuore, cercando conforto in parole semplici e sincere. Giorgia ascoltava, donava sorrisi, apriva le braccia senza chiedere nulla in cambio. Il tempo scorreva dolce, come il fiume che scivolava a valle. Le mani erano forti, il cuore leggero. Ma un giorno il corpo si fece debole, il respiro corto. La notte si avvicinava. Giorgia si distese sul letto di legno, guardando la piccola fiamma della candela tremare nell'ombra. Fu allora che accadde qualcosa di meraviglioso. Mentre il suo spirito lasciava il corpo, un bagliore bianco riempì la stanza. Colombe luminose attraversarono il cielo, posarono le ali sul tetto della sua casa e poi volarono verso la chiesa, mostrando la strada a chi portava il suo corpo. Nessuno parlò, nessuno pianse, perché tutti sapevano che non era la fine, ma solo un nuovo inizio. Ancora oggi, quando il vento soffia lieve e il sole scalda la terra, qualcuno dice di vedere una colomba bianca volare alta sopra il bosco. Forse è il suo spirito, forse è solo un sogno, ma chiunque abbia fede sente nel cuore la stessa dolcezza di quel giorno, quando il cielo si aprì e il mondo intero sussurrò il suo nome.